Un viaggio nel tempo attraverso la vita delle donne e degli uomini di una comunità, in questo caso Mamoiada. Dopo il Museo delle Maschere e oltre 15.000 visitatori all'anno, il paese barbaricino lancia un'altra scommessa. Un'antica abitazione completamente recuperata ospita un'esposizione in parte multimediale per ricostruire il percorso di vita attraverso il lavoro e la cultura. Dalla nascita al matrimonio, dai momenti di festa a quelli del lutto. L'esperienza del Museo delle Maschere sembra dare ragione a chi punta ancora sulla cultura per fare anche economia. Alcuni segnali ci danno ragione, sì, la cultura sicuramente paga, è un paese che non perde abitanti, forse il primo paese, l'unico paese del centro Sardegna che addirittura da alcuni anni aumenta il numero degli abitanti. Questo è un segnale che fa capire qualcosa. Ci sono le difficoltà evidentemente e noi lavoriamo per superarle. Non è il classico museo etnografico visto come una raccolta di oggetti da esposizione, ma è anche e soprattutto un museo emozionale, un museo che attraverso anche delle immagini, un museo multimediale, trasmette quella che è la cultura e quelle che sono le tradizioni di Mamoiada. Anche il nuovo museo fa parte di un progetto più ampio che punta a legare queste due presenze alla valorizzazione di tutti i prodotti artigianali e agroalimentari del territorio.